Una giornata importante, ringrazio davvero di cuore Giulia Bovassi, l'autrice di questo libro, in un momento dove il Consiglio regionale sta percorrendo un solco importante su questo tema, su tanti temi, in particolare questo, perché di fatto ci costringe Giulia Bovassi ad affrontare quello che è un tema che è all'ordine del giorno, e l'interrogativo che ci sta spingendo anche noi istituzioni è comprendere fino a che punto la tecnologia finisce di essere strumento e invece sta ridefinendo i confini della dimensione dell'essere umano. E questo è di fatto il grande lavoro che dobbiamo fare, che non è solo normativo, anche se oggi, anche quest'oggi, molti gli spunti ci sono stati donati per quel lavoro normativo e legislativo che ci attende nelle prossime settimane, ma anche per tutti i provvedimenti che serviranno, credo, a assistere, accompagnare, a creare quella, come posso dire, quel meccanismo per riuscire a decifrare quegli algoritmi e quindi creare la consapevolezza da un lato e tutti i requisiti per decifrare un linguaggio, un algoritmo che oggi non siamo assolutamente preparati, e su questo la nostra società ne ha un estremo bisogno. Il tempo corre e noi dobbiamo correre più forte. È stata proprio oggetto dei lavori dell'Aula di queste settimane una commissione congiunta tra la sesta, la quinta, la commissione sanità, e quella sicurezza, la quarta, dove si è ascoltato, udito tutte le consulte provinciali studentesche, gli atenei, l'ufficio regionale scolastico, esperti, dirigenti regionali, dove di fatto è iniziato questo percorso che continuerà, un percorso importantissimo che ha dato già molte indicazioni alle strutture nel lavorare sia nell'ambito dei provvedimenti per quello che è le politiche territoriali, ma anche gli spunti legislativi, e su questo oggi segniamo un'altra tappa importante su questo percorso importante del Consiglio regionale. L'intelligenza artificiale presenta diversi lati oscuri che vanno dall'applicazione più quotidiana e banale, quindi quella che noi ormai tutti quotidianamente compiamo e della quale usufruiamo, fino a quelli invece più insidiosi e che oggi sono fortunatamente all'attenzione sia del dibattito sociale sia di quello istituzionale a livello locale e anche a livello nazionale. Sono per esempio l'utilizzo di chatbot, l'intelligenza artificiale generativa. Oggi rappresenta una grandissima rivoluzione di questi sistemi, li ha resi più complessi, ma li ha resi anche più umani, li ha resi più empatici e gli ha dato il potenziale di entrare in relazione con l'essere umano e soprattutto le sue fragilità. I minori non vengono e non devono essere solo educati a un'alfabetizzazione digitale, hanno bisogno di essere educati a un pensiero critico nei confronti di questi strumenti. A mio avviso, sia a livello regionale e poi chiaramente anche a livello nazionale, sarebbe molto interessante trovare una sinergia che può partire, quindi avere inizio proprio dalla formulazione di una carta etica che sia riassuntiva e che sia una fotografia molto chiara e molto sostanziale, non solo di una rosa di principi etici, ma anche di formulazioni che orientino poi il legislatore alla presa in carico delle problematiche e quindi alle varie misure normative da applicare, e che diano anche la sostanza di queste problematiche in senso propositivo, quindi individuare quelli che sono i lati più fragili di queste tecnologie e allo stesso tempo invece i principi etici applicabili per renderle a beneficio dell'uomo e non un danno. A mio avviso non c'è oggi un approccio corretto da tenere nei confronti di uno strumento che ancora stiamo cercando di decifrare e di capire, e sul quale tutto il mondo sta cercando di orientarsi invece proprio sotto il profilo non solo normativo ma prima di tutto etico-antropologico. Penso in ogni caso che l'approccio non tanto più corretto ma più prudente sia esattamente quello di non pensare allo strumento come un facile sostituto, malgrado i vantaggi che riesce a darci dell'essere umano, e non pensarlo come un nostro simile, ma porre sempre invece in evidenza, in sostanza, quella che è la natura, la responsabilità dell'uomo e la capacità, la qualifica, la specificità umana rispetto invece a un semplice prodotto e la realtà sintetica.